Bene, insomma, con un po' di emozione siamo giunti questa sera all'ultimo incontro della nostra serie di visite guidate e conferenze legate alla mostra del ritratto veneziano dell'Ottocento. Ormai spero e penso che l'abbiate visitata tutti. Per chi appunto mi ha fatto la domanda o ha curiosità di rivedere anche gli appuntamenti precedenti, li caricheremo a breve sul sito di Capesaro, la pagina della mostra. Come contributi è possibile rivedersi tutte le conferenze e anche vedere tutti gli ospiti che abbiamo avuto, come questa sera il dottor Cigolini, su argomenti che con il professor De Feo abbiamo individuato essere anche delle curiosità o degli aspetti un po' meno ovvi rispetto al tracciato generale della mostra, che già mi pare abbiamo analizzato in modo esaustivo nel catalogo. Veramente un catalogo che sta andando molto bene. Noi insomma lo diciamo con orgoglio, ma soprattutto siamo contenti per l'editore che ci ha sostenuto, Officina Libraria. E poi vi invito se volete contattarci a Capesaro per partecipare al convegno finale della mostra il prossimo martedì 26 marzo, data in cui appunto non faremo la consueta ormai visita alle 15:30 del martedì, ma faremo tutta la giornata di convegno con registrazione dalle 9:30, inizio del convegno a seguire fino alle 16, con la visita guidata libera nell'ora del pranzo, perché gli interventi sono veramente numerosi. Soprattutto nel convegno, rispetto agli interventi appunto di questi ospiti che abbiamo avuto, strappandoli anche a delle professioni altre appunto e altri ambienti, diciamo, di lavoro, ecco, nel convegno invece torniamo un po' al gruppo di lavoro degli studiosi con cui abbiamo lavorato per fare le 279 schede in catalogo, e lo dico con grande orgoglio, non solo perché la mostra sta avendo un grandissimo successo di pubblico, l'ha avuto sia in autunno quando ha inaugurato, ma anche gennaio e febbraio, che tradizionalmente non sono mesi, insomma, giustamente o ingiustamente fortissimi per il turismo, soprattutto gennaio. Ebbene, invece evidentemente il turismo della regione, il turismo anche intelligente, se volete farvi un complimento, ha premiato questo progetto, perché gennaio è andato molto molto bene, anche febbraio. Quindi dicevo, io mi faccio un plauso al professor De Feo, anche a tutto il gruppo che ha lavorato con noi e che parlerà nel convegno, perché non sono poche le istituzioni in Italia che fanno un lavoro del genere. 279 schede scientifiche delle opere, insomma le mostre sono tante e non tutte sono necessarie. Io sono molto contenta che questa siamo riusciti a portarla a casa, anche se appunto l'estate scorsa ricordo alcune telefonate disperate tra me e il professor De Feo: non riusciremo mai a stamparlo, come forse Barbantini disse a se stesso nell'estate del 1923. E con questo pensiero che insomma qualche cosa l'abbiamo raggiunta, e lascio appunto la parola al professor De Feo per l'introduzione di Francesco Cigolini, che ringrazio ancora per essere qui con noi. Grazie Elisabetta e grazie a tutti quanti per la partecipazione. C'è anche si può dire uno zoccolo duro di presenze, di chi è venuto sempre, è tornato anche alle guide, alle visite con insistenza. Mi è stato anche chiesto: ma ha già detto qualcosa di nuovo oltre le 3 volte che sono venuto? Dico, non lo ricordo che cosa ho detto, però il successo di questa mostra è la riprova che quando si propongono delle cose di cultura e di piacere, anche di stimolo, allora c'è una risposta positiva da parte del pubblico intelligente. Devo dire che sono un po' malinconito che sia l'ultimo incontro, ma ci sarà appunto la settimana prossima questa giornata di studi carica di interessantissimi interventi da parte degli studiosi, appunto, che hanno alcuni degli studiosi che hanno schedato i dipinti nel catalogo. Ci sono delle novità, ci sono anche le cose che sono emerse in corso d'opera dall'inizio di questa mostra fino a oggi, diciamo, e quindi si spera che questo secolo negletto e non amato dai veneziani
possa avere una nuova luce da adesso in poi e le cataratte vengano tolte, venga tolto il pregiudizio e così la cattiva predisposizione verso un secolo, con la volontà di capire e di amare tutto il nostro percorso storico. In questo ringrazio il dottor Cigolini che chiude con una conferenza divertente, intrigante, scientifica, questi incontri che chiudono con un argomento scientifico. Per capire la storia dell'arte è necessario allargare gli orizzonti ad altre discipline, perché se si continua a parlare solo di luce, di colore, di pittura e di scuole non si arriva a comprendere il momento preciso della realizzazione di un'opera e di un momento storico. Allora parlare per parlare di sorriso, per entrare in un dipinto, per capirlo, bisogna anche parlare con qualcuno che non fa lo storico dell'arte, ma con un dentista, con un specialista di storia della medicina e dell'odontoiatria, ed è anche un nuovo agopunturista, si dice? Agopuntore. Ecco, a Francesco Cigolini la parola e a noi il piacere di andarla a sentire. Grazie. Grazie a voi. Buonasera a tutti, ringrazio la dottoressa Barisoni e il professor De Feo per avermi invitato a concludere questo ciclo di incontri e ringrazio voi che partecipate, nonostante parlare di denti possa spesso evocare brutti ricordi o traumi infantili. Quindi cercherò di non aggiungere ulteriore ansia da dentista, ma spero che potrete trovare delle notizie interessanti e curiose. Il sorriso, cosa significa sorridere? Sorridere deriva dal latino subridere, che possiamo intendere come al di sotto del riso, quello che sta al di sotto del riso o prima del riso. Viene definito come un riso leggero, un movimento sottile della bocca e degli occhi che ci parla di tristezza, di gioia, di benevolenza, di disprezzo, di franchezza e di ambiguità. Tanti sono gli aspetti che stanno dietro un sorriso. Al contrario, una risata franca è una risata che comporta una deformazione dei tratti facciali ed è ben riconoscibile. Il sorriso viene definito come un'espressione facciale di emozioni universali, emozioni che appartengono quindi a diverse culture e a luoghi ed è ugualmente riconoscibile. Al sorriso, per esempio, degli indigeni dell'Oceania o degli occidentali si riconduce la stessa espressione sul viso, la luce negli occhi, le gote che si arrossano e le labbra tese agli angoli della bocca. Il sorriso è composto da 3 parti fondamentali: i denti, le labbra e l'espressione facciale. L'insieme può risultare più o meno attraente, anche se un elemento preso singolarmente potrebbe risultare antiestetico. Uno degli scopi dell'arte è quello di fermare, di rappresentare i moti dell'animo, i sentimenti, le passioni, e quindi il sorriso ne è forse l'aspetto più difficile da rappresentare, in pittura come anche in scultura. Infatti sorridono gli angeli, ma sorride anche il maligno, e per un pittore è estremamente impegnativo riuscire a rendere tutte le sfumature di questo gesto. Abbiamo parlato dell'aspetto gradevole di un viso che può derivare da un risultato omogeneo di parallelismi e di simmetrie. Un bel viso si definisce quello che ha proporzioni armoniche con delle piccole variazioni percepite come espressive. Anche il sorriso deve essere equilibrato e partecipa alla percezione di un bel viso e dipende dall'armoniosa e progressiva scopertura del movimento delle labbra. In questa immagine vedete 2 sorrisi che odontoiatricamente non vengono definiti standard o corretti. Claudia Schiffer, che ha una mandibola leggermente retrusa e la parte superiore più rivolta verso l'esterno, e Isabella Sgiani, prima che andasse dal dentista e si facesse rifare i denti, che è caratterizzata da una mancanza dell'incisivo laterale e il canino che è stato spostato nel posto dell'incisivo laterale, con un risultato decisamente bello, decisamente gradevole, anche se non odontiatricamente corretto. Con quella bocca può dire tutto, è una vecchia pubblicità, credo, di un carosello con la bellissima Virnalisi, e io mi sono chiesto, preparando questa serata, davvero è proprio così? In realtà non è sempre stato così, e poi lo vedremo più avanti.
Al sorriso partecipa la bocca, che viene definita il sipario teatrale dei denti, la fronte che si ingrandisce e diventa liscia, gli occhi, che sono molto importanti da far capire se una persona sorride anche non vedendo la bocca, il naso, che si proietta in avanti e in basso, a volte con una leggera dilatazione delle narici, le guance che salgono, si colorano e aumentano la parte centrale del viso, le orecchie infine si stirano leggermente all'indietro. Distinguiamo 4 fasi del sorriso, che sono distinte dalla progressiva esposizione della dentatura: il presorriso, un sorriso moderato, un sorriso franco e un grande sorriso. Parlando di Ottocento, che è il tema della mostra, ho pensato di ricordare anche Sigmund Freud con la sua, l'inizio della psicanalisi e dei suoi studi. Ha dedicato molta attenzione a quella che lui definiva la fase orale, quindi ai denti e al sorriso. Secondo Freud lo stadio orale è riconosciuto come la prima fase dello sviluppo psicomotore del bambino, che più o meno intorno al 3° mese di vita inizia a rispondere attivamente al sorriso degli adulti. Dopo la comparsa dei denti da latte, il sorriso si trasforma in qualcosa di più complesso, periodo che Freud indica come periodo sadico-orale, dove si abbandona l'allattamento al seno, il bambino inizia a mossicare, a mordere masticare cibi più sostanziosi, e i nuovi dentini sono usati come primo strumento di penetrazione, questo sempre secondo Freud. La perdita dei denti da latte viene spesso vissuta come un traumatismo narcisistico che figure come la fatina dei denti o il topolino hanno cercato di attenuare. Però la sofferenza di questa prima perdita fa seguito, sempre secondo il dottor Freud, quello che lui definisce il trionfo della refallizzazione, con la crescita dei denti definitivi. Sulla sinistra vedete un'immagine, una delle tante immagini di Sant'Apollonia, rappresentata con la tenaglia in mano e un dente. Sant'Apollonia è la santa protettrice dei dentisti e, secondo la tradizione, ebbe almeno 2 vite. Nella prima era un'anziana, nubile, cristiana, percossa fino a farle perdere i denti durante una sommossa contro i cristiani intorno al 250 ad Alessandria d'Egitto, mentre nella successiva geografia viene descritta come una giovane vergine molto bella, romana, che preferì il martirio, anzi parecchi martiri, compresa l'estrazione dei denti, per non rinnegare la fede cristiana e cedere alle lusinghe della carne. I suoi denti divennero oggetto di culto in tutta la cristianità, finché Papa Pio VI, volendo mettere ordine al culto delle reliquie nel Settecento, che aveva creato un vero e proprio traffico di dubbia moralità e soprattutto di veridicità di queste reliquie, fece raccogliere in tutta Italia i denti della santa, riempì uno scrigno di 3 chili e lo buttò nel Tevere, e qui si concluse il culto delle reliquie della povera Sant'Apollonia. Sempre tornando all'immagine freudiana dei denti, i denti sono un simbolo di aggressività e di istinto animale. Nelle rappresentazioni di scene di guerra i volti dei combattenti hanno smorfie di sofferenza, di odio, di ferocia e rivelano i denti. Anche nel gergo comune si dice essere armato fino ai denti, mostrare i denti quando si vuole sottolineare l'aggressività del gesto. E qui vediamo insomma i canini del lupo, ma anche nell'uomo il canino è sempre associato all'aggressività, e il volto sofferente e sconvolto di Medusa. I denti rappresentano anche un simbolo di vita e di morte. Sono l'unico organo, si dice, che può morire durante la vita, può essere appunto estirpato di un individuo, e però può sopravvivere anche alla sua morte. In pittura questa caratteristica viene usata nella rappresentazione delle Vanitas. Io ho trovato questa di Bolkin del 1862, per me bellissima, autoritratto con morte che suona il violino. Nella maggior parte delle Vanitas i denti alloggiano fieri in queste mandibole e in questi crani. L'immagine dei denti bianchi, come vedremo più avanti, bianchi e perfetti, simbolizza la gioventù, la buona salute, tiene a distanza lo spettro della morte, come parlava anche il professor De Feo durante la conferenza, la visita che avrete sentito. Inseguendo il fantasma dell'eterna giovinezza, questa immagine è divenuta ricorrente in maniera ossessiva nella nostra società moderna attraverso il cinema, la televisione e la pubblicità.
Raramente i denti venivano mostrati in un ritratto ufficiale. In queste immagini potete vedere Goya che dipinge delle bocche con dei denti irregolari o addirittura mancanti, ma per accentuare i tratti sgradevoli dei personaggi. Si tratta di vecchie, si tratta di streghe, quindi non nei ritratti ufficiali. La bocca viene definita l'orifizio degli scambi tra interno e esterno, incrocio dei piaceri e delle emozioni del corpo. Conosciamo bene l'ossessione della Chiesa per il corpo e per il piacere, ritornerà più avanti nella nostra chiacchierata. La bocca viene quindi vista come la sorgente di tutti i mali dell'umanità e d'altronde Eva la mela l'ha morsa. L'immagine freudiana della vagina dentata esprime bene il rapporto stretto tra i due orifizi, legato anche alle angosce della castrazione dell'uomo. Sulla destra vedete un ritratto di Magritte dove si vede bene questa trasposizione degli organi genitali femminili sul viso, mentre sulla sinistra un bellissimo ritratto di Brigitte Bardot, che non era molto amata per questo motivo da Alfred Hitchcock, il quale diceva: non mi piacciono le attrici che portano il loro sesso sul viso. Contemporaneamente, più o meno agli studi di Freud, anche Cesare Lombroso, veronese, medico, antropologo, sostenitore della fisionomica, faceva i propri studi e nel 1876 pubblica il suo testo fondamentale che viene intitolato L'uomo delinquente. Nel capitolo legato alla bocca e ai denti lui cita testualmente: nella bocca prevalgono labbra grosse e sporgenti negli stupratori e negli omicidi, le sottili nei truffatori. Quanto ai denti si trovano nei criminali frequentissime carie precoci, la grossezza dei canini nel 4%, il diastema, cioè lo spazio tra i denti, le striature trasversali, la presenza di denti o di tubercoli dentari soprannumerari, eccetera. Più frequentemente che nei normali, manca in essi il terzo molare o dente della saggezza, che è carattere progressivo. E anche qui bisogna vedere cosa intende lui per normale. Una caratteristica che ho trovato poco tempo fa legata alla tradizione cinese, secondo la tradizione cinese che valuta molto importante la fisionomica, tutte le aperture rappresentano delle vie di passaggio, rappresentano dei vuoti e quindi delle vie di passaggio dell'energia, ma anche della parola e del pensiero. Per esempio la fossetta sul mento, la fossetta quando si sorride e anche lo spazio tra i denti, il famoso diastema. I cinesi dicono che non bisogna rivelare tanti segreti alle persone che hanno questi segni, perché in questi spazi vuoti loro non riescono a trattenere, e quindi se avete un segreto da rilevare ditelo alle persone con i denti chiusi e non con i denti aperti. Parlando un po' della storia dell'odontoiatria, l'utilizzo, diciamo, fino al Settecento non ci sono grosse innovazioni. L'utilizzo dello stuzzicadente è diffuso sin dall'età del bronzo, intorno al 3000 a.C., poteva essere in argento, in osso, in lisca di pesce, ma in Europa diventano dei veri e propri oggetti di lusso e appartenevano ai corredi delle ricche signore. Lo spazzolino, importato dalla Cina intorno al 1400, arriva in Europa nel 600, anche questo in manico d'osso, in legno, intarsiato, e venivano utilizzate delle setole di pelo di tasso, di capra, di cinghiale o di maiale. Galeno, medico del I secolo d.C., propone per la prima volta nei suoi testi l'utilizzo dello spazzolino e di una sorta di rudimentale stuzzicadenti. Durante il Medioevo la carie ebbe vita facile perché la medicina e soprattutto la religione scoraggiavano l'igiene personale, ritenendo l'acqua un vettore di malattia e il toccarsi per lavarsi una cosa peccaminosa. Con il Rinascimento l'uomo diventa il centro di interesse e di studio, la malattia e il dolore non sono più considerati una fatalità, un'espiazione, un castigo divino. A Padova, qua vicino, fiorisce lo studio dell'anatomia e Leonardo da Vinci disegna delle bellissime tavole di denti e mandibole, ancora estremamente attuali, individuando i diversi tessuti con estrema precisione. Questo è un quadro che a me piace molto, il Cavadenti di Pietro Longhi, che rappresenta bene cos'era l'odontoiatria fino al Settecento.
Chi praticava l'odontoiatria non doveva avere una preparazione specifica e più categorie si facevano la guerra per accaparrarsi il maggior numero di pazienti. Erano dottori, barbieri, ciarlatani, ufficiali della salute in Francia che ricorrevano a preparati di dubbia efficacia ma di certo richiamo con dei nomi esotici quali il segreto indiano, la polvere del Paraguay, il tesoro cinese della bocca per sbiancare i denti. Tutto era buono per attrarre i clienti, si ricorreva a trombette, tamburi, trucchi che venivano usati per far credere che le loro estrazioni fossero indolori. Nelle piazze si facevano delle vere e proprie messe in scena dove si usavano dei denti già estratti che venivano bagnati nel sangue e il dentista con un complice che faceva da paziente mostrava quanto facile e indolore fosse l'estrazione. Naturalmente i loro metodi quando si trattava di un vero paziente erano più cruenti. Venivano usate pinze rudimentali, spesso le leve venivano battute con delle pietre che provocavano gravi ferite, quello si fa ancora oggi talvolta, fratture della mandibola e perforazioni di seni mascellari. Sono molto famose le infiammazioni e le sinusiti purulente di Luigi XIV, se possono interessare, che perse tutti i denti prima dei 35 anni. Le polveri e le paste dentifrici iniziano a essere prodotte industrialmente a partire dal Settecento. Prima si usavano prodotti estremamente fantasiosi a base di miscela di miele, polvere d'ossa, corallo, petali di rosa, mirra, componenti quali la cenere della testa di lupo, di topo o le corna di cervo. Grandissimo nome dell'odontoiatria è Fauchard, un medico francese che nel 1728 pubblica un libro da un titolo lunghissimo, però interessante da sentire, che si intitola Chirurgo dentista o trattato dei denti, dove si insegnano i mezzi per conservarli, tenerli puliti e sani, di abbellirli, di ripararne la perdita e di guarirne le loro malattie, quelle delle gengive e i problemi che possono presentarsi alle parti vicine ai denti. Fauchard è stato medico della Marina, dove ha potuto studiare le manifestazioni orali dello scorbuto e aveva delle grandissime competenze chirurgiche. A lui si devono le promesse dell'ortodonzia, raddrizzava i denti con delle brusche lussazioni e anche con progressive rotazioni. In questo testo ci sono delle bellissime tavole anatomiche e anche i disegni di strumenti, di leve, di pinze che tutto sommato non sono così diverse da quelle che si utilizzano ancora adesso. Fauchard riconosce anche che lo zucchero è una delle cause della carie e mette in discussione quella che era la secolare teoria del verme dei denti, una teoria che si ritrova sin dall'antichità. Si riteneva che il dolore e i fori, la carie praticamente nei denti, derivasse dalla presenza di questi vermi che crescevano all'interno dei denti. È l'inventore del ponte protesico, delle riabilitazioni di tutta un'arcata, utilizza lo stagno, il piombo, la foglia d'oro per le otturazioni. Continua a raccomandare gli sciacqui mattutini con l'urina come colluttorio. Era molto in voga sin dai tempi dei Romani, che la facevano arrivare dalla Spagna in vasi di alabastro perché era ritenuta di migliore qualità. Non so secondo quali criteri, però così era. Nell'Ottocento furono create le prime scuole dentali, apparvero i primi studi dentistici degni di questo nome, con poltrone reclinabili, sputacchiere e i primi rudimentali trapani a manovella. Migliorano anche le informazioni sull'igiene orale e sulle protesi, appaiono spazzolini con setole di cinghiale e i dentifrici iniziano ad essere prodotti su larga scala, utilizzando delle polveri finemente tritate di pomice e di porcellana. Qui vi ho mostrato un po' di lavori rudimentali. I denti artificiali delle protesi provengono da animali come il tricheco, l'ippopotamo, i bovini, senza scordarsi dei denti dei defunti. Queste protesi non sono né igieniche né estetiche e soprattutto di dubbia moralità. Erano delle vere e proprie sculture, delle opere d'arte. Nel 1850 è scoperta l'innervazione dentale, l'anestesia locale efficace, abbandonato l'uso dell'etere e del gas esilarante, debutta nel 1889 con la cocaina, sostituita dalla meno tossica novocaina nel 1904 che utilizziamo tuttora. Legata anche all'odontoiatria, nel 1895 Röntgen inventa la radiografia e Wolkoff è il primo a realizzare una radiografia dei propri denti, però con 25 minuti di esposizione, quindi con un'esposizione decisamente alta. All'inizio del XX secolo i tempi di esposizione per fortuna verranno notevolmente ridotti.
Nei primi del Novecento viene sviluppata anche la teoria moderna secondo cui la carie è il frutto dell'azione lesiva sullo smalto dentale degli acidi prodotti dal metabolismo batterico degli zuccheri. Qui vedete la protesi con base in avorio e denti umani, quella in alto, sulla destra la protesi in osso di ippopotamo e in basso a sinistra le protesi di George Washington con tanto di molla per permettergli di masticare, non so quanto bene, ma così era. Questa è una vecchia... ho trovato questa frase dal libro di Economia domestica della mia nonna, che è un libro dei primi del Novecento, per farvi vedere quanto è cambiato anche la conoscenza dell'igiene orale. Lei scriveva che per le malattie della bocca, stomatite semplice, un vivo rossore appare all'interno della bocca e va talvolta propagandosi anche alle gengive e sulla lingua. Tutta la bocca è indolenzita e l'alito è caricato da un odore sgradevole. Per combatterla adoperate subito una purga molto forte e qui dà i vari ingredienti: clorato di potassio, sciroppo timico, giulebbe gommoso. Insomma, difficile da realizzare, ma sicuramente meglio dell'urina. Ecco. Parlando un po' di alimentazione, ho trovato questo articolo molto interessante che parla della battaglia di Waterloo. La battaglia di Waterloo nel 1815 vide sconfitto Napoleone e contò circa 20.000 morti tra soldati e cavalli. Restò però per 2 secoli il mistero del non ritrovamento dei resti di questi caduti, sia degli uomini che dei cavalli. Uno studio di circa 2 anni fa di 2 storici autorevoli, Wilking e Schaffer, ha svelato finalmente il mistero. Le ossa dei morti di Waterloo sparirono perché vennero progressivamente e illegalmente dissotterrate tra il 1834 e il 1860 per essere usate in modo massiccio nell'industria saccarifera belga come filtri per raffinare e sbiancare lo zucchero di barbabietola. La produzione dello zucchero di barbabietola era stata sostenuta da Napoleone stesso nel tentativo di limitare il consumo di canna dello zucchero di canna, il cui trasporto dall'America era sotto l'egida della marina inglese. Quindi, secondo gli studiosi, anche una parte di queste ossa venne utilizzata e trasformata come fertilizzante. Iniziò quindi la dissacrazione delle fosse comuni scavate dopo lo scontro e un viaggiatore tedesco che aveva visitato questi luoghi, scrivendo sul Prager Tagesblatt, ironizzava dicendo: usare il miele come dolcificante vi eviterà il rischio di sciogliere i resti del vostro bisnonno nel caffè. Le 2 fabbriche più importanti belghe chiusero nel 1860 e l'industria dello zucchero in Belgio finì quando non ci furono più ossa da scavare. Per questo gli archeologi non hanno mai trovato nulla dei resti dei morti in battaglia di Waterloo. Ho trovato questa frase di Orazio che dice: dolce e decoroso è morire per la patria. In questo caso, nel caso di Waterloo, possiamo dire che il primo aggettivo, dolce, è stato preso fin troppo alla lettera. Il secondo, diciamo che venne un po' calpestato. Questa immagine è anche molto interessante perché, parlando della carie, era uso utilizzare delle zollette di zucchero in bocca, da tenere in bocca, che venivano sciolte piano piano con dei sorsi di tè, che veniva sorseggiato e pian piano lo zucchero veniva sciolto. Lo zucchero era un bene di pregio, veniva usato tantissimo, anche sciolto nella cioccolata, e questo è stato utile per capire perché, per esempio, la carie fosse molto diffusa nella borghesia o nella nobiltà e molto meno diffusa nelle classi povere che non avevano a disposizione lo zucchero. Sempre nell'Ottocento, parlando di patologie più o meno legate all'alimentazione o alla denutrizione, lo scorbuto era abbastanza diffuso. Lo scorbuto è in uno stadio molto avanzato della carenza di vitamina C e a livello orale si manifestava con ulcere della mucosa, infiammazioni severe, fino a degenerare nella perdita dei denti. Verso la fine del Settecento la Marina britannica sapeva bene che lo scorbuto poteva essere curato mangiando arance e limoni, e questa scoperta determinò soprattutto in Italia un grandissimo sviluppo nella coltivazione degli agrumi, e il chinotto in particolare. Questi prodotti venivano esportati in tutta Europa fino alla scoperta e alla produzione in laboratorio della vitamina C, avvenuta più o meno intorno agli anni 30 del Novecento.
I primi sintomi che i marinai mostravano, affetti da questa malattia, erano la depressione, la letargia, l'irascibilità, da qui il termine scorbutico per indicare anche una persona facilmente irritabile dai modi bruschi. Successivamente la malattia progrediva attaccando i tessuti molli del cavo orale e causando appunto la perdita dei denti fino poi al sopraggiungere della morte a causa del malfunzionamento di tutti gli organi interni. Anche la pellagra, dovuta alla carenza di vitamina PP del gruppo PP o B3, era causata da un'alimentazione quasi esclusivamente a base di mais e polenta ed era una situazione endemica in Lombardia, in Veneto e in Emilia-Romagna. Si stima che un contadino su 3 soffrisse di pellagra. L'esito era spesso terribile, in quanto i pazienti finivano i propri giorni in manicomio a causa della demenza che si manifestava negli ultimi stadi della malattia. A livello del cavo orale la pellagra può causare un'infiammazione, sanguinamento delle gengive, rendere suscettibili a infezioni della bocca come la candidosi, labbra screpolate, arrossate, lingua liscia e presenza di piaghe. Ho finito di parlare di patologia orale. La sifilide è abbastanza interessante come patologia e col suo riscontro nel trattamento e negli effetti sui denti. C'è questo vecchio aforisma che dice: una notte con Venere, una vita con Mercurio, riferito al fatto della sifilide che per secoli era considerata una malattia peccaminosa, contagiosa, severa e costringeva l'impiego del mercurio che si credeva fosse efficace come terapia per tutta la vita, come se fosse un supplizio divino. È interessante notare che la sifilide compare forse per la prima volta a Napoli durante l'assedio delle truppe francesi, tant'è che i francesi chiamano la sifilide mal napoletano, mentre i napoletani chiamano la sifilide mal francese. I francesi avevano accusato i napoletani di cannibalismo perché non avevano mai visto il tonno che veniva venduto nelle pescherie napoletane e apparentemente la carne del tonno sembrava carne umana e questo aveva fatto sì che venissero appunto accusati di cannibalismo. Il trattamento della sifilide, abbastanza empirico, si basava sul concetto che una profonda sudorazione potesse far uscire il patogeno, per cui i poveri pazienti venivano calati in queste tinozze d'acqua dove veniva sciolto il mercurio, che procurava sì una grande sudorazione ma delle grandissime intossicazioni, per cui non si capiva poi alla fine se il paziente moriva per l'intossicazione da mercurio o per la terza fase della sifilide. Quindi si è poi abbandonato con la scoperta degli antibiotici questo tipo di trattamento. A livello dentale è importante il trattamento col mercurio, annerisce i denti, per cui le nobildonne, le ricche borghesi, per evitare che si scoprisse che erano in terapia con la sifilide, cosa facevano? Si facevano limare i denti, quindi con dei dolori terribili e un risultato estetico decisamente sgradevole. Parlando poi del sorriso nel corso dei secoli e nel corso della storia dell'arte, bisogna dire che una delle funzioni principali dell'arte è stata la comunicazione con il mondo spirituale. Il sorriso del Buddha è uno dei primi esempi, un sorriso spirituale, è un sorriso mistico, un sorriso distaccato che rappresenta bene le due dimensioni, una dimensione interna, calma, una dimensione di pace e una dimensione esterna rivolta al mondo. Il Buddha tiene il pugno chiuso e fermo sulla sua saggezza universale e l'altra mano è aperta perché offre la via della verità agli uomini. Queste immagini sono del VI secolo avanti Cristo. Anche il sorriso che viene definito arcaico, presente nelle sculture tardo-egizie e greche, qui la scultura rappresenta la forma d'arte più diffusa e gli artisti iniziano a cercare di rappresentare l'incontro tra gli ideali terrestri e gli ideali celesti. Nell'era degli archetipi anche il sorriso non si sottrae. Sul viso c'è questo segno infinitamente pieno della grazia di un tempo dove Dio e gli uomini si confondono. L'espediente che veniva utilizzato per rendere il sorriso era questa leggera curvatura delle labbra verso l'alto per dare appunto profondità alla bocca. Arriva Sacra Romana Chiesa. Con l'arrivo del cristianesimo e soprattutto con l'evangelista Luca, che la tradizione riconosce come il primo iconografo e quindi il protettore dei pittori e degli iconografi,
La religione cristiana, unica nell'area delle religioni monoteiste, realizza il progetto di mettere le immagini al servizio della vita interiore. Qui vi ho portato un'immagine bellissima del Cristo Pantocratore del Duomo di Monreale, molto giudicante nello sguardo, lui non sorride, e la Nicopeia che è conservata a San Marco. Alla Madonna era concesso un leggero sorriso, in quanto la Madonna rappresenta nell'iconografia classica rappresenta il tramite tra i fedeli e Dio. Il bambino qui è molto consumato, ma se avete presente qualche icona, raramente il bambino sorride, sia perché molto spesso nell'iconografia classica il bambino è un uomo adulto in miniatura, che potrebbe sembrare anche sgraziato, ma c'è un motivo per questo, perché c'è la saggezza già nel bambino, e soprattutto non sorride praticamente quasi mai, perché sa già qual è la fine che dovrà scontare, e quindi c'è poco da sorridere, insomma. L'influenza bizantina si esprime con sfondi dorati, con visi inespressivi, statuari e austeri. Si supera così l'egemonia giudaica della parola sull'immagine, e il cristianesimo si serve dell'immagine per il suo proselitismo nel corso dei secoli. Il Medioevo è caratterizzato da codici miniati, dall'affresco, e in queste rappresentazioni i sorrisi sono molto pochi. Jorge de Burgos, il padre del Nome della Rosa, ammazzava i suoi confratelli che osavano sorridere. Era concesso nell'arte sorridere ai suonatori, agli ubriachi, alle prostitute o alle donne che appartenevano alle categorie più basse. L'arte cristiana si concentra verso la contrizione, il pentimento, l'abnegazione, aspetti dove non è previsto sorridere, e si dovrà aspettare la seconda metà del 400 perché in Italia iniziano a essere rappresentati i sentimenti e le pulsioni. L'invisibilità dei denti può essere legata anche alla difficoltà pittorica di rappresentarli, perché il dente è molto, per chi ha provato ormai a dipingere, il dente è difficilissimo, perché i tessuti duri del dente, naturali, vengono colpiti dalla luce e rispondono con effetti traslucidi e traslucenti in modo molto singolare. E i pittori, che sono profondi osservatori della realtà, si erano sicuramente accorti di questi fenomeni dovuti alla diversa incidenza della luce. E prima della scoperta della tecnica di pittura ad olio, le tecniche che avevano a disposizione, come l'acquarello, la gouache, il pastello e la tempera all'uovo usata in iconografia, non erano in grado di rendere queste caratterizzazioni dello smalto. Dal XV secolo la tecnica ad olio rivoluziona il modo di dipingere, permette di superare i limiti imposti dai materiali precedenti. I fiamminghi uniscono la tempera grassa alla tempera ad olio creando il glacis, e gli italiani inventano lo sfumato. Però ci troviamo ancora di fronte a quella che viene chiamata, a quella che viene chiamata l'era dell'invisibilità dentale. Bisognerà quindi attendere ancora qualche secolo per vedere apparire i denti. La tecnica rimarrà più o meno la stessa, sarà sempre la tecnica d'olio, ma l'operazione di svelamento dei denti avrà bisogno ancora di una certa maturità. Una grande rivoluzione si ha con il Rinascimento, il momento della prospettiva, che cambia la visione dell'uomo e la visione di Dio. Il mondo viene rappresentato un mondo dove Dio è assente, un mondo cartesiano. In questo periodo si sviluppa la cartografia, si sviluppa l'orologio meccanico. Brunelleschi, inventore della prospettiva, era un cartografo e un grandissimo orologiaio. L'essere umano impara quindi a conoscere il mondo a partire da se stesso e non più dal cielo, quindi ci si può interessare anche delle emozioni e quindi può apparire anche il sorriso. Il viso però rimane ancora impassibile, contrito, penetrato da pensieri profondi. È concesso allargare un po' gli occhi, che diventano più grandi, più espressivi. La bocca deve rimanere però chiusa. I denti non vengono ancora mostrati, non perché ci sia la consapevolezza del loro cattivo stato di salute, perché bene o male tutti avevano una bocca non in ordine, piuttosto però per il loro valore simbolico, come abbiamo visto prima, perché erano ancora troppo pesanti i riferimenti al simbolismo della bocca, alla bestialità, alla sessualità, da tenerli lontani dalla tela. Per esempio nella cultura giapponese c'era invece la moda di annerire i denti per non distrarre l'attenzione dal pallore del viso, che era l'aspetto più importante del ritratto.
Nel XVII secolo, secolo segnato da profonde inquietudini e incertezza, l'Europa è attraversata da delle guerre intellettuali e religiose che mettono in discussione teorie secolari come quella dell'eliocentrismo. Anche l'arte si fa strumento importante nel tentativo della Chiesa cattolica di contrastare la crisi generata dalla Riforma, che poi porterà alla Controriforma con la nascita del Barocco. Il Barocco è l'arte cattolica per eccellenza, che viene caratterizzata da un'esagerazione del movimento, una sovrabbondanza decorativa che dà un'immagine seducente al cattolicesimo. Le chiese dovevano essere riempite e quindi con l'esposizione dei corpi questo poteva essere un modo per richiamare i fedeli. Il Barocco subirà poi l'influenza del libertinaggio intellettuale e si allontanerà dal messaggio religioso, prenderà una strada indipendente dove verrà esaltata la sensualità dei corpi che soddisfa il piacere degli occhi e non solo quelli dell'anima. Caravaggio è un grandissimo esempio di questa concezione. Riesce a trasformare il soggetto sacro in una semplice scena familiare, senza idealizzazioni, utilizza una prostituta morta, annegata, per rappresentare la dormizione di Maria. E in questo quadro, nell'amore vittorioso, è presente una fortissima tensione erotica nel corpo pur infantile di un bambino, infantile ma al tempo stesso imponente. È un quadro che ancora oggi, a più di 400 anni, può creare un certo turbamento, un certo disagio, prova del grande potere evocativo di questo artista. L'amore vittorioso qui mostra i denti con un sorriso che può sembrare quasi un ghigno. Nel XVIII secolo, invece, secolo delle luci, delle grandi rivoluzioni, del libertinaggio intellettuale nella letteratura e nell'arte, possiamo pensare alle relazioni pericolose di Laclos, che dopo la rivoluzione francese perde la connotazione di libero pensiero e si associa di più solo alla depravazione, al rilassamento morale dei costumi, che vede nelle opere del Marchese de Sade la manifestazione più evidente. Dal barocco si passa allo stile rococò, che si presenta più decadente, più frivolo, più erotico. Vengono rappresentati i sorrisi nell'arte che sono leggeri, appena accennati con delle pennellate veloci, e fanno parte di un contesto in cui tutto il corpo partecipa al piacere dei sensi e gode. I canoni estetici del XVIII secolo portano ad un abbellimento generale dei tratti, dei committenti delle opere, come cosa che proseguirà anche per tutto l'Ottocento, come ha detto bene il professor De Feo nella sua spiegazione. È definito il secolo delle belle tinte, delle bocche graziose, dei denti superbi, delle spalle e delle braccia e dei petti ammirevoli. Questo porta però a uniformare i modelli, che dovranno corrispondere tutti più o meno alle stesse caratteristiche. Alcuni pittori però iniziano a cambiare il loro punto di vista sull'arte, abbandonano le idealizzazioni estetiche e religiose e fanno affiorare i drammi e le emozioni e le passioni della vita quotidiana. In quest'ottica anche la rappresentazione del sorriso cambia in base alla posizione sociale e all'età dell'individuo, e si può riscontrare una vera e propria gerarchia del sorriso a seconda del livello di educazione. Qui abbiamo due quadri più o meno contemporanei dello stesso autore, di Hogarth, 1740 e 42. Sulla sinistra la venditrice di gamberetti, una popolana, mostra un bellissimo sorriso, mentre sulla destra i figli del dottor Graham, a parte il ragazzino sulla destra che sorride divertito dal canarino e dal gatto nella gabbia, le altre figlie non sorridono. Si può notare che aumentando l'età dei bambini aumenta anche la compostezza e non mostrano i denti, diventa un sorriso appena accennato. La borghesia, appunto montante, si avvale di un certo manierismo che si ritrova anche in questi sorrisi trattenuti, mentre ha concesso appunto il sorriso aperto e naturale alle classi più basse, che sono inconsapevoli delle buone maniere e delle restrizioni pulsionali, che sono ancora molto forti. Questi sono alcuni dei quadri della mostra, si vedono delle scene di festa, delle bambine che ballano, delle riunioni familiari, ma nessuno mostra i denti. Il XVIII secolo è il secolo della rivoluzione industriale, che vede l'ascensione della borghesia in una società che prima era controllata soprattutto dall'aristocrazia terriera.
citando il catalogo della mostra, chiusa l'epopea napoleonica con la Restaurazione, la religione torna ad essere la nuova guida civile, morale ed estetica. Quindi in questo ambito anche il ritratto, spesso testimone di un'assenza dovuta alla morte del soggetto, ripropone personaggi statici, pensierosi, inseriti in contesti familiari rigidi, quasi fossero anche dei collage, seri, dove le emozioni tornano ad essere celate. Queste sono le uniche 2 donne che sorridono e mostrano i denti nella mostra di Capesaro. Permettetemi di dire, quella di destra poteva anche chiudere i denti, perché insomma lì ci sarebbe un po' da lavorare. Credo che il titolo sia Ritratto di nobildonna. Probabilmente questo è un ritratto post mortem, come diceva il professor De Feo. Molto più bella, molto più graziosa, ammiccante la modella del quadro di sinistra, che però in base all'abbigliamento ci fa pensare a quello che ho detto poc'anzi. Non era certo una nobildonna o un'alta borghese, ma piuttosto insomma una donna, una ragazza che apparteneva a un ceto sociale più inferiore, al quale appunto era permesso essere sensuale e mostrare le proprie pulsioni e le proprie passioni. Arriviamo all'Ottocento, un tempo in cui gli artisti, che prima erano alle dipendenze del potere religioso e nobiliare, mettono a disposizione le loro idee, la loro arte alle nuove idee democratiche e patriottiche. La donna acquista anche una sua emancipazione e anche nell'arte il suo sorriso diviene meno timido e osa mostrarsi direttamente all'osservatore. Pensiamo allo sguardo malizioso della donna nuda nella colazione sull'erba di Manet del 1863 o a quello vago e sognante della donna che si abbandona tra le braccia del suo cavaliere nella danza di campagna di Renoir dell'83. L'Ottocento è anche il secolo della nascita della fotografia, con Daguerre nel 1839. I lunghi tempi di esposizione, così come abbiamo visto con le radiografie, anche in questo caso non consentono ancora di cogliere l'attimo, l'immediatezza, e per questo i soggetti raramente sorridono e quando lo fanno il risultato è più simile a un ghigno. Al pittore si rivelerà utile il conflitto tra pittura e fotografia, che verrà da questo utilizzata sia per affinare il concetto di rappresentazione dell'istante, riducendo l'impegno temporale dei soggetti rappresentati che prima dovevano posare per lunghissimi periodi, e soprattutto i limiti della loro condizione. Pensiamo quindi ai ritratti delle persone non più vive, oppure allontanandoli anche dalla riproduzione della realtà a favore dell'impressione. Si parla infatti appunto della nascita dell'impressionismo. Concludo con 2 diapositive che insomma qui potete indovinare di chi sono questi sorrisi, facendo un accenno al XX secolo. Il XX secolo è caratterizzato da quello che viene definito il diktat del sorriso. Bisogna sorridere, bisogna sedurre, rassicurare per dimenticare le atrocità delle guerre mondiali, delle 2 guerre mondiali prima, e per sostenere il consumismo globale che promette una felicità avvalendosi dei nuovi modelli imposti dalla pubblicità e dal cinema. Quindi, così come accade nell'arte, in odontoiatria e medicina estetica si insegue ancora adesso, soprattutto adesso, un ideale di perfezione, di giovinezza, di successo, nel tentativo di negare la morte, oggi sempre più nascosta, più minimizzata, rischiando di uniformare i desideri e quindi anche la loro realizzazione. Parlo proprio anche di realizzazione protesica in quello che è il mio lavoro. Si vedono bocche tutte uguali, bianchissime, a tastiera di pianoforte. Queste non so se le avete riconosciute. C'è Carla Bruni, la moglie di Meghan, sotto c'è Anna Oxa in una delle tante sue protesi, e i denti di Berlusconi, vabbè, gli ultimi sono quelli un po' più simpatici. Ecco, qui abbiamo in centro il ritratto della nobildonna Mathilde Speck, che è la locandina della mostra, e poi ho ripreso alcuni sorrisi molto belli, molto graziosi, dipinti molto bene. Visti certi lavori che abbiamo visto prima, a mio avviso poco naturali e di un risultato estetico di dubbio gusto, mi permetto di concludere riprendendo un detto veneziano a voi noto, prima di parlare tasi, e di aggiungere tieni la bocca chiusa. Ecco. Grazie.
Intanto, allora, io sorrido sempre, quindi mi ero immaginata di arrivare qui e parlare senza sorridere, perché mi hai fatto molto riflettere. Devo ringraziare il dottor Cigolini, perché intanto è stata una carrellata, appunto a un certo punto ti sei fermato rispetto alle malattie però è da considerare senza, voglio dire, addentrarsi troppo nella patologia, perché poi quando descrivevi i mali, io penso che ognuno di noi poi si sentisse, è come gli studenti di medicina che iniziano a sentirsi tutte le malattie che studiano. Tutti i mali, sì. Esatto, no, però è vero il fatto che bisogna, come dicevamo, anche analizzare un fenomeno come la pittura all'interno, che è una pittura di ritratto, all'interno di un complesso sistema che è la musica, il melodramma, la letteratura, la società, cosa mangiavano, che denti avevano, cos'era il livello di igiene. E poi molto interessante per me l'ultima riflessione con cui ci lasciavi sul secolo del sorriso, che è questo, che non è sicuramente l'Ottocento, questo obbligo di sorridere e appunto di ridere o di avere denti tutti uguali, tutti perfetti. Sono alcuni ragionamenti che abbiamo fatto mutatis mutandis anche sui volti, quando dicevamo che nell'Ottocento alla fine in questi ritratti vengono sottolineati anche i difetti anatomici, che per noi sono difetti, ma perché le persone non dovevano essere tutte uguali. E probabilmente appunto penso ai fenomeni Barbie, diciamo, con cui sono cresciuta come generazione, e non è né un merito né un demerito, ma sono visi tutti identici, denti tutti identici, no? Forse consumatori tutti identici, cioè c'è un fenomeno che riguarda sia l'estetica, l'arte. Sì, è proprio la richiesta purtroppo di tanti pazienti che arrivano in studio con la fotografia e dico voglio i denti così, a tastiera proprio di pianoforte. Sì, esatto, che è una cosa diversa da dire voglio vestirmi così. È vero, c'erano anche nell'Ottocento, la Maria Malibran, citiamo spesso, si imitavano le donne più belle, le donne più affascinanti. È un po' diverso cambiare il proprio corpo oppure trasfigurare appunto la chirurgia plastica, i denti, e cambiare quello che la natura ci ha dato. Un conto è tagliarsi i capelli e mettersi un vestito, però quello che dicevi sul fatto di sorridere tutti è veramente un salto enorme tra l'Ottocento, il Novecento e oggi, e che quindi è non solo medico ma anche appunto filosofico, sostanziale, sociale, quindi è molto interessante. Grazie. Va detto che il dottor Cigolini è anche uno straordinario pittore di icone, quindi il discorso di studiare questi aspetti della fisionomica, oltre che per la sua specialità, è anche perché fa anche questa cosa. E questa carrellata è stata veramente interessantissima per aprire a visioni e a richiedere sempre più punti di vista diversi per come guardare il passato. Io chiedo se c'è qualche domanda, qualche curiosità che è stata così suscitata da anche le tavole lombrosiane. Adesso le porto, venga qua, se no vengo io. Beh, allora viene lei. No, più che altro che se no non si registra. Non si registra la domanda. Ma forse non è soltanto il sorriso, è anche la masticazione, la digestione, l'alimentazione. Certo. Cioè il problema io non so, nel corso del tempo della storia, questo aspetto, cioè gli antichi romani che mangiavano grano, i soldati, i legionari. Sì, allora la carie è una delle patologie più antiche, si riscontra già nei crani, sui denti degli uomini preistorici. Sostanzialmente nei secoli precedenti si mangiavano cibi non raffinati e quindi la patologia più importante era l'usura dentale. E sono stati fatti proprio degli studi in Francia dove hanno riesumato i crani di persone sepolte nei cimiteri e a seconda proprio del loro livello sociale si vedevano dei denti usuratissimi e dei denti invece meno consumati. Sì, l'usura dentale viene proprio utilizzata anche per questo motivo, sì, come criterio.
Ma tra le varie cose... Mangiavano male e poco, a parte le classi più ricche. Però mangiavano delle cose molto dure ed è per quello che avevano anche una mascella che era abbastanza squadrata. Le nuove generazioni, ho visto come un percorso fotografico dall'inizio del Novecento di americani, per esempio, dove i nonni avevano un tipo di faccia e i nipoti, proprio perché erano abituati a mangiare cose molli e non lavorare con i denti, ma praticamente tutta la mascella crolla. C'è da dire anche però che soprattutto per gli americani l'ortodonzia, cioè l'arte di raddrizzare i denti, nasce in America per differenziare il sorriso dei bianchi dal sorriso dei neri. Quindi il sorriso americano classico che si vede adesso, squadrato, quindi con i 6 incisivi e canini frontali, e poi i premolari e i molari quasi ad angolo a 90 gradi, nasce proprio come scelta fisionomica per differenziare il sorriso dei bianchi dal sorriso dei neri. Sì. E adesso si tende molto anche parlando di medicina estetica, a impiantare delle protesi del massetere per aumentare la squadratura della mandibola. Sì. Insomma, un po' un'impronta. Sì, è un po' una degenerazione. Mi viene da dire un'impronta, adesso non so in che periodo sia, probabilmente risale. Mi viene in mente un'impronta reganiana, anche se sicuramente sì, antecedente anche. È antecedente la differenziazione con le minoranze africano-americane. Sì, e poi è vero che è talmente particolare sia nella storia e sia nella geografia che cosa noi consideriamo bello. Oggi ne parlavamo proprio in visita, alcuni lati che noi vediamo brutti, insomma, che giudichiamo spiacevoli in una donna, diciamo così, nei ritratti veneziani dell'Ottocento, probabilmente non erano percepiti così in quel tempo, in quel luogo. Questo è evidente. Però è anche evidente che ci sia una normalizzazione, ecco, una globalizzazione di come bisogna sorridere, di come devono essere addirittura le mascelle o le mandibole, o quali denti bisogna esporre, che insomma sì, questa è molto più recente, anche perché la chirurgia plastica, che nasce appunto anche come ricostruttiva, ma poi diventa chirurgia plastica estetica, e quindi passa dall'idea più medica, di riempire, dall'idea medica all'idea eminentemente estetica, insomma è un prodotto molto recente della nostra società. Quindi insomma in questo siamo proprio nel Novecento, nella seconda parte del Novecento pieno, no? No, va detto in compenso che nel corso di secoli la struttura corporale anche di una donna variava, perché se noi vediamo un ritratto di Tiziano sembra di vedere un armadio, se poi vediamo una cosa del Settecento ha un busto lungo e stretto perché il corsetto fa un determinato percorso, nello stile impero è il seno che deve risaltare in alto, e invece poi ritorniamo con i busti, c'è questa oscillazione a clessidra o meno, oppure nelle popolazioni indigene dove mettono gli anelli, dove mettono i dischi, cioè la deformazione corporea è una specie di ossessione umana che a seconda dell'epoca e del luogo vede degli aspetti estetici miglioranti o meno. E certo che in questo caso quella dei denti è un argomento che probabilmente è uno dei più curiosi e meno affrontati nella storia dell'evoluzione, mentre del cambiamento del girovita no, c'è, è stato studiato l'evoluzione del gusto del dente. Ecco, questa storia trovo dello squadramento razzista, cioè un problema razzista, è qualcosa che ci fa riflettere, che sicuramente ci spingerà a guardare con più attenzione le immagini dei denti e di riguardare le cose del passato e del presente con un'attenzione più filologica e più attenta, no? Credo che è la maniera per entrare in rapporto con il mondo non in maniera superficiale. Cioè un oggetto ripeto per la telecamera. Erano proprio considerati dei gioielli, facevano parte dei corredi, venivano mostrati. Nel Settecento le bocche erano tutte molto disastrate, tant'è che l'utilizzo del ventaglio, per esempio, non era solo un vezzo, ma era un modo per nascondere queste bocche cariate o senza denti, e soprattutto per muovere l'aria
per cercare di limitare la litosi, che era molto importante. Ecco, questo non l'ho voluto dire prima perché non era molto carino, però visto che lei... Posso dire che, a parte appunto il professor De Feo mi diceva come portare gli occhiali, ripeto per la registrazione che lei citava portare uno stuzzicadente, sì, fino a un certo punto, nel senso che non penso poi lo cambiassero così spesso, questo stuzzicadente, gli occhiali uno se li mette ma non li... Ecco, è vero anche che se noi riuscissimo a ricostruire, forse non vogliamo farlo, una storia sinestetica anche degli odori e dei profumi che sprigionano alcuni periodi del, non so, una festa di carnevale, che odori aveva, e appunto e siamo nel museo del profumo anche qua. No, esatto, non posso dirlo a Palazzo Mocenico perché... Punta della Dogana, questa mostra incredibile che va affrontata, studiata. C'è anche una stanza, a un certo punto vedo una parete trasparente con una specie di incavo, sto per toccare, mi dicono no, non si tocca, dico cos'è? È un riproduttore di odori corporali umani, quindi siccome si parla delle nuove tecniche, dell'intelligenza artificiale, anche stanno ricostruendo gli odori artificialmente corporali, cioè, quindi una cosa estremamente... Sì, perché dopo quando noi vediamo... No, non dobbiamo dire che orrore, sì è orrore, tante cose sono orrifiche, ma sono interessanti per capire come dobbiamo proiettarci nel futuro, nella gestione dell'intelligenza artificiale, per prendere atto, insomma, no? Anche gli odori sono entrati nella... No, è vero, non come quando consideriamo appunto lo stato di questi corpi, perché stiamo parlando di ritratti, stiamo parlando di corpo nel bene e nel male, e evidentemente sì, la camelia mi viene, povera, non voglio prendermela con la nostra Matilde Speck, Pirovano Visconti, però in effetti il fatto di affrontare i secoli per quello che poi portavano, come così, ecco, appenderci uno stuzzicadente al collo, lei capisce che è una cosa che per noi adesso... Sì, esatto, l'idea di girare come ci sarebbe girare con uno spazzolino. Adesso io non voglio citare una cosa che tu hai detto al principio del famosi risciacqui, il colluttorio all'urina, però insomma l'abbiamo sentito tutti in sala ed è evidentemente, insomma, è vero anche che siamo in un periodo storico della civiltà in cui c'è l'anestesia, anestetizziamo gli odori e anestetizziamo con questo anche la caducità del corpo e la morte, è una questione che abbiamo affrontato molte volte. Non è neanche vero, non è nemmeno vero che non si debba vedere mai il brutto, il deterioramento, come il corpo ha delle problematiche o ha degli odori o degli umori. Ecco, quindi dopo si vede la spettacolarizzazione, allora siamo circondati purtroppo da spettacolarizzazioni di guerre, di esplosioni, però in realtà se uno ma in realtà agli ospedali c'è tutta una sorta di alienazione di quello che è brutto, di quello che va male, la censura, e quindi siamo in una società un po' schizofrenica a questo punto di vista, ma la mia personale opinione per il momento attuale. Però è vero che se noi ragionassimo sulle secoli del passato, avendo negli odori i profumi, forse avremmo un mito, una caduta di un mito del Settecento, e ripeto, non voglio dirlo qui, chissà cosa saranno stati. Il Re Sole, che appunto a 30 anni non era, ma comunque c'è da dire che il problema dell'igiene corporale, e che pareva che fosse un pericolo per il corpo, era una realtà nelle corti, e quindi il concetto con i quali noi affrontiamo l'idea del Settecento attraverso un'idea dell'Ottocento, di quello di cui abbiamo parlato anche oggi, va rivisto con un'ottica scevra da pregiudizi e da ripuliture moralistiche, ma con un amore per la verità che va al di là di un giudizio morale che è invece prettamente moralistico e che non è niente, ed è ingiusto e scorretto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.